Questa mattina a Venezia la situazione è tornata alla normalità. La laguna qui nella zona di Rialto non è più verde fluorescente come invece appariva ieri pomeriggio. In attesa dell'esito delle nuove analisi dei tecnici ARPAV, dopo quelle già effettuate ieri pomeriggio sui campioni prelevati nelle acque del Canal Grande divenute verde fluo, questa mattina il prefetto ha convocato un tavolo tecnico con le forze dell'ordine, ARPAV e i vigili del fuoco. La riunione di stamattina è servita soprattutto a fare il punto della situazione e innanzitutto a creare un dispositivo che io ritengo che debba essere straordinario per un'attività di prevenzione efficace. Ieri c'è stata una risposta corale da parte delle istituzioni, tempestiva, generosa, efficace, intelligente. Oggi però dobbiamo guardare oltre, perché l'attività di prevenzione è un'attività che mira proprio ad evitare che possano accadere anche eventuali atti emulativi. Ciò è stato oggetto della riunione odierna e, ripeto, questo dispositivo che stiamo creando deve rispondere a una esigenza, cioè tutelare in via straordinaria la bellezza di Venezia. Intanto il o i responsabili non sono ancora stati individuati e non c'è alcuna rivendicazione. L'attività dal punto di vista dell'individuazione dei responsabili sta andando avanti perché sta operando la Polizia Locale di Venezia, però ripeto il tavolo prefettizio guarda oltre, nel senso che mira proprio ad rendere sempre più efficace l'attività di prevenzione. Coinvolgendo tutte le forze in campo, le stesse presenti al tavolo in prefettura, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale.